Un'energia e un entusiasmo nei confronti della vita, dello sport, che difficilmente si trovano in una ragazza tanto giovane. Beatrice Vio, ormai conosciuta come Bebe, campionessa mondiale di scherma, si è aggiudicata il premio Veneziano dell'anno 2015, giunto alla 37esima edizione. Paladina e voce della verità per tante persone, ha saputo trasmettere con doti straordinarie di semplicità e serenità i grandi valori della partecipazione, diffondendo la conoscenza dello sport per tutti. Esempio assoluto di coraggio, determinazione e gioia per vecchie e nuove generazioni. Questa la motivazione del premio fornita da Alfredo Borsato, presidente del comitato. Nonostante i suoi 18 anni e le difficoltà nell'affrontare la vita a causa della disabilità, Bebe Vio vanta già numerosi successi. Nel 2015 ha vinto il mondiale di fioretto individuale paraolimpico, doppio oro nel 2014 ai campionati europei. Tanti successi ottenuti con fatica, impegno e fiducia in se stessi, anche grazie alla famiglia che l'ha sempre sostenuta. I genitori Teresa e Ruggero e i due fratelli che hanno fondato una onlus di sostegno all'integrazione sociale tramite la pratica sportiva di quei bambini che hanno subito amputazioni. Bebe Vio è stata anche dedoforo ai Giochi Paralimpici di Londra e testimonial della Regione Veneto per l'Expo di Milano. Il premio veneziano dell'anno sarà consegnato al Gran Teatro La Fenice il 10 gennaio dal sindaco Brugnaro. Bebe riceverà una pergamena e una medaglia d'oro dal vincitore dell'edizione 2014, il regista teatrale Damiano Micheletto.